Eder. Mech. Pallister. L'11 febbraio è stata fissata la data per l'incidente probatorio relativo alla camminata di Luis da Silva, registrata dalle telecamere della farmacia San Martino, in via del Ciclamino a Rimini. L'esperimento, che riprodurrà le stesse condizioni della sera del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli è stata uccisa, avrà lo scopo di confrontare i movimenti dell'indagato con quelli di un condomino, che la difesa ritiene possa essere l'uomo ripreso dopo il delitto. I risultati ottenuti saranno utilizzabili immediatamente in un eventuale processo contro il 35enne metalmeccanico di origini senegalesi, accusato dell'omicidio della 78enne riminese. L'indiziato, attraverso i suoi avvocati Iriario Fabbri e Andrea Guidi, ha confermato la sua piena collaborazione e fiducia nell'esito dell'incidente probatorio, con l'obiettivo di chiarire definitivamente la sua posizione. Per noi è un passaggio importante. Riponiamo grande fiducia nei risultati che emergeranno da questo incidente probatorio, come quello sul DNA, che ha già avuto un esito favorevole per l'indagato, ha sottolineato Fabbri. In quella sede, il quadro indiziario sarà sicuramente più chiaro e si valuterà la possibilità di richiedere la revoca della misura di custodia cautelare. L'esperimento verrà realizzato nel modo più fedele possibile, riproducendo le stesse condizioni di luce e ambiente di quella tragica sera di ottobre, quando Pierina Paganelli fu assassinata nel seminterrato della sua casa, colpita 29 volte con un coltello. L'incidente probatorio, richiesto dalla Procura, consentirà di utilizzare immediatamente i risultati, che saranno analizzati dal superperito del Tribunale, in un futuro processo contro Da Silva. Ma siamo sicuri che tutto ciò abbia senso? Come già evidenziato, la questione della camminata non si limita semplicemente all'atto fisico di muoversi lungo un percorso, ma coinvolge una serie di elementi contestuali e soggettivi che ne influenzano la validità. In primo luogo, la questione della traiettoria è fondamentale. Le persone che tentano di replicare la camminata di un video originale non saranno mai in grado di eseguire la perfetta traiettoria. Ogni movimento umano è unico e influenzato da fattori quali l'umore, la salute fisica e le circostanze ambientali. Anche se camminano sullo stesso tragitto e sotto l'osservazione della Cam 3, le variazioni nella postura e nella direzione sono inevitabili. Le piccole differenze nei movimenti delle braccia, nel modo in cui i piedi toccano il suolo, o persino il ritmo del passo possono modificare sostanzialmente il significato di quel movimento, distorcendo la rappresentazione originale. Inoltre, la postura assunta durante la camminata è un altro aspetto cruciale. Anche se i soggetti potessero tentare deliberatamente di imitare la postura di allora, è improbabile che riescano a raggiungere una corrispondenza perfetta. Le posture comunicano stati d'animo e intenzioni, quindi, eventuali differenze potrebbero suggerire un cambiamento nel comportamento o nel pensiero degli individui. Se vi fosse l'intenzione di nascondere qualcosa, una persona potrebbe cercare di modificare la propria postura per evitare di rivelare emozioni o stati d'animo reali, rendendo il tutto ancora più ambiguo. Ricollegandosi all'analisi di Emanuele Neri e Luis, la questione della carnagione e delle sue variazioni stagionali si intreccia con il tema della rappresentazione visiva e della soggettività della memoria. La transizione della carnagione di Emanuele da una bronzatura estiva a un pallore invernale non è solo un cambiamento superficiale, ma riflette anche una metamorfosi interiore. Potrebbe influenzare non solo come viene percepito dagli altri, ma anche come egli stesso si sente nel contesto di una rievocazione. D'altra parte, la carnagione costante di Luis, che rimane resistente ai cambiamenti stagionali, porta con sé una stabilità che potrebbe offrire una sorta di continuità visiva. Ma ciò non elimina le differenze soggettive che ciascun individuo porta nel momento della camminata. In conclusione, il tentativo di replicare una camminata come mezzo per ricreare un evento passato si rivela intrinsecamente problematico. Le variazioni nella traiettoria, la postura, l'influenza della memoria e le differenze fisiche tra gli individui rendono qualsiasi conclusione basata su tale esercizio non solo discutibile, ma potenzialmente fuorviante. La verità, dunque, è un mosaico complesso,
che richiede un'analisi acuta e un'osservazione attenta per poter emergere dalle nebbie dell'incertezza. Torniamo sul caso della diffamazione a Sebastiano, che secondo qualcuno uscirebbe da ciò come cornuto e bastonato. La vicenda legata a Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, continua a destare un notevole interesse mediatico e legale. Recentemente, si sono aggiunte 2 nuove querele per diffamazione nei confronti di Visintin, già oggetto di precedenti azioni legali da parte dei suoi vicini di casa. Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, assistiti dall'avvocato Francesco Mazza. Queste querele si riferiscono a dichiarazioni rilasciate da Visintin in alcuni programmi televisivi, in cui, secondo i querelanti, avrebbe insinuato che i vicini fossero entrati nella casa della Resinovic la sera della sua scomparsa, portando via oggetti. Le 2 querele recenti sono considerate come integrazioni a quelle già presentate, e hanno visto oggi un'udienza presso il tribunale. Durante l'udienza, il giudice Alessio Tassana ha accolto la richiesta degli avvocati di Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua, di riunire tutte le querele in un'unica udienza predibattimentale, fissata per il prossimo 19 marzo. Questo incontro si svolgerà in concomitanza con un'udienza già programmata riguardo a una querela pregressa, rendendo così il processo più efficiente e concentrato. L'avvocato Mazza ha evidenziato che Visintin, spesso presente in trasmissioni televisive, continua a fare dichiarazioni che i suoi assistiti considerano diffamatorie. Stiamo valutando un'ulteriore integrazione in seguito a un suo intervento in un programma andato in onda nei giorni scorsi, ha dichiarato Mazza, sottolineando la preoccupazione dei suoi clienti riguardo la reputazione e l'immagine pubblica, che risentono profondamente delle affermazioni di Visintin. Il caso di Liliana Resinovic ha suscitato una grande attenzione non solo per la sua drammaticità, ma anche per le conseguenze legali che ne derivano. La scomparsa di Resinovic, avvenuta in circostanze misteriose, ha portato a un ampio dibattito pubblico e mediatico, con Visintin spesso al centro delle discussioni. Le sue dichiarazioni, che secondo i querelanti avrebbero insinuato un coinvolgimento dei vicini, si pongono come un punto cruciale nella controversia legale. La prossima udienza, prevista per il 19 marzo, sarà fondamentale per il prosieguo del processo. Sarà l'occasione in cui le parti potranno presentare ulteriori prove e argomentazioni, con l'obiettivo di chiarire le responsabilità legali di Visintin e le eventuali conseguenze delle sue affermazioni. L'attenzione mediatica rimane alta, e si attende di vedere come si svilupperà questa complessa situazione legale. In conclusione, la questione della diffamazione sollevata dai vicini di casa di Liliana Resinovic nei confronti di Sebastiano Visintin continua a progredire, evidenziando le delicate interazioni tra vita privata, comunicazione pubblica e responsabilità legale. Con il processo che si avvicina, tutte le parti coinvolte sono in attesa di un chiarimento che potrebbe avere ripercussioni significative per ciascuno di loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.